Venerdì 24 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il nostro fiume, il Piave è verde, questo è il titolo a piena pagina, scattano i controlli. L'allarme lanciato nel tardo pomeriggio di ieri, immediato l'intervento dei vigili del fuoco, carabinieri addetti dell'ARPAV. Il primo pensiero: corre a rischio di inquinamento dell'acqua il presidente del bacino di pesca. Mai un caso così eclatante. Vediamo appunto l'immagine delle acque del Piave dal colore verde che ha fatto scattare l'allarme. Si tinge di verde il Piave, scatta l'allarme, è accaduto ieri pomeriggio a un centinaio di metri dalla confluenza del Piave di Visdende con quello che scende da Sappada nel territorio intercomunale di San Pietro e Santo Stefano. Sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti di sorveglianza e i dirigenti del bacino di pesca del Comelico, il sindaco di Villa Poli, i tecnici di ARPAV, i carabinieri e i colleghi forestali. I campioni prelevati ieri sono contrassegnati da un indice di priorità. Solo oggi verrà svelato il mistero, ma tutto lascia pensare che ci sia la mano dell'uomo. Il bacino di pesca del Comelico è pronto a denunciare, mai una cosa così eclatante. Molesta il partner, donna condannata per stalking, 8 mesi, la cinquantenne veronese era già stata accusata per una vicenda simile. E ancora la missione da San Vito e Cortina per gli animali domestici, Turchia tra le macerie per cani e gatti. Vediamo in questo scatto, in Turchia per gli animali, poi la scossa, paura per i volontari Cadorini, l'approfondimento lo troveremo all'interno. Feltre, una mostra dell'artigianato per Rizzarda, il 140° anniversario della nascita di Carlo Rizzarda e la situazione energetica con le nuove prospettive che si aprono, sono questi temi che verranno affrontati nel corso della 37ª edizione della mostra dell'artigianato. Feltre ancora, dopo 3 anni tornano gli scout e una notizia che riguarda invece EssilorLuxottica, bilancio super dipendenti orgogliose. Il lutto, addio a Emilio Sirena, da oltre 40 anni manovrava la funivia della Marmolada. Valcordevole in lutto per la scomparsa di Emilio Sirena, 61 anni. Lo storico vice caposervizio della funivia Marmolada è morto per malattia che aveva scoperto circa un anno fa. Dal 79 alla pensione è stato testimone della storia sulla Marmolada, come quando Sylvester Stallone girò le scene di Cliffhanger e appunto vediamo Sirena con Sylvester Stallone in questo scatto degli anni 90. Per quanto riguarda invece lo sport, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno 2 notizie: mondiali di fondo, grande debutto della 18enne Iris De Martin a livello assoluto. Hockey, Afro Cortina sorpreso all'Olimpico dall'Unterland. E ancora sanità, alleanza tra Belluno e Feltre sul fronte delle case di riposo. I sindaci dei Pellegrini e Fusaro hanno incontrato l'assessore regionale Lanzarin nella speranza di trovare nuovi finanziamenti. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso in primo piano la notizia comunque trovata anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno, ma messa in primo piano dal Corriere delle Alpi. Essilux da record utile di 2,9 miliardi e altre acquisizioni. Il giro di affari del colosso mondiale dell'occhielleria supera i 24 miliardi. Il 2023 partito anche meglio, Milleri del Vecchio sarebbe orgoglioso. Un 2022 record per fatturato utile operativo e utile netto, dividendo aumentato a 3,23 euro per azione con una crescita del 29% rispetto all'anno precedente. Un inizio di 2023 migliore delle stime, sono ottimi segnali da EssilorLuxottica che non smette di guardare a nuove acquisizioni. Il nostro compianto presidente Leonardo Del Vecchio sarebbe stato orgoglioso dei risultati ottenuti, commentano Francesco Milleri e Paul Dussalet. Con un fatturato record a 24,5 miliardi di euro e innovazioni di prodotto rilevanti, nel 2022 abbiamo dimostrato quali traguardi può raggiungere un'azienda solida e integrata come la nostra. Enti locali, aiuti e vantaggi ai comuni fusi, la regione scopre le carte. Feltre, Parc Selvaggio in cittadella, controlli serali dei vigili urbani. Ancora il rifugio Cortina, mire di Allianz per il rilancio del Guarnier Ristorante Suite. Foto di copertina identiche in questo caso come quella trovata sul Gazzettino di Belluno, che ci porta in Turchia tra macerie scosse e missione veterinaria da Cortina. Da Cortina a San Vito ad Hatay, regione turca duramente colpita dal terremoto, per aiutare e salvare gli animali rimasti intrappolati sotto le macerie. Estet Kef, Yolanda Clant e Eleonora Orlandi, volontarie di Animal Heroes, e il medico veterinario Fabrizio Frison sono tornati ieri.
Papà deportato, il figlio fa causa a MEF e Germania, internato a 20 anni nel campo di prigionia Stamanger 11A di Altengrambo in Germania, 633 giorni in cui Mario è stato costretto ai lavori forzati dai nazisti. Ora il figlio bellunese chiede il risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, quasi 1 milione di euro. E un richiamo a livello internazionale lo troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Un anno di guerra, il mondo condanna la Russia. Un anno di guerra, Zaia, presidente della regione, l'invasione azione criminale, si cerchi la pace. Sempre a proposito di quest'anno, paure e disagi, i profughi ucraini arrivati in Veneto. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno, come sempre una breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi e ovviamente in primo piano il primo anno della guerra in Ucraina. Questo è il titolo: battaglia all'ONU, l'Assemblea si spacca sulla risoluzione per una pace giusta, scontro sulle responsabilità e i crimini di guerra di Putin, alla fine passa la richiesta di ritiro immediato delle truppe russe. L'esito del voto a New York, con Kiev a favore della risoluzione sostenuta da Stati Uniti ed Europa, hanno votato 141 stati su 193 rappresentanti all'ONU. È arrivato anche il sì del Brasile e di molte nazioni africane e asiatiche. Con Mosca la Russia ha incassato solo 7 voti contrari alla risoluzione che chiede il suo ritiro dall'Ucraina. Con Mosca hanno votato no la Corea del Nord, la Siria, l'Iran e alcuni stati africani come il Mali. Neutrali gli astenuti sono 32, tra cui la Cina e l'India, oltre all'Iran, Cuba, l'Armenia e molti paesi africani come Congo e Uganda e altri fra cui Kazakistan e Uzbekistan. E a proposito, Dmytro Kuleba, ministro degli esteri ucraino, 141 stati hanno chiarito che la Russia deve porre fine all'aggressione illegale. Per quanto riguarda l'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto: l'Italia ha votato a favore per la pace in Ucraina, è una grande vittoria in nome della libertà. Il caso Orban terremota l'Europa, la guerra colpa dei burocrati UE, il 10° pacchetto di sanzioni contro Mosca bloccato dalla lite Italia-Polonia sulla gomma. Il premier ungherese accusa, l'Occidente vuole prolungare il conflitto, il gelo di Borre. E questa è la dichiarazione del premier dell'Ungheria, Viktor Orbán: la Russia non può vincere perché l'Occidente è con l'Ucraina ma può usare l'atomica, le sanzioni indeboliscono l'economia UE, l'America non ne ha risentito. Meloni cerca Berlusconi, voci di una telefonata tra i due, il Cavaliere consiglia prudenza sull'invio di armi, altri attacchi dall'Ucraina al capo di Forza Italia, metti a rischio il tuo paese. E sempre in merito a un anno di guerra, caos profughi ucraini, 14.200 in Veneto, un anno di accoglienza tra disagi, abusi e disservizi, la denuncia delle associazioni, sono stati abbandonati a loro stessi. Passiamo adesso a pagina 6 con notizie di attualità. Bufera su Val di Tara, il ministro condanna la lettera della preside di Firenze, fa politica, scoppia la polemica, si vergogni, il PD valuta la mozione di sfiducia. Per l'approfondimento leggete pagina 6. Rigopiano, nessun colpevole, il processo per la strage, 25 assoluzioni su 30 imputati, condannati il sindaco e alcuni tecnici, proteste del pubblico in aula, il giudice chiede l'intervento di polizia e carabiniere. L'approfondimento lo troverete a pagina 7. 1000 proroghe, via libera con la fiducia sui balneari, richiamo del Quirinale. Il presidente Mattarella non si limiterà a firmare il decreto, perplessità sullo slittamento della riforma delle concessioni demaniali. Ma continuiamo con le notizie che riguardano il Veneto. Violenza tra i banchi, Treviso, litigio alla macchinetta del caffè, 16enne accoltella compagno di scuola. Colpito con 3 fendenti al torace, l'aggressore ha utilizzato un taglierino, portato in questura e denunciato per lesioni. 4 mesi fa uno studente aveva spruzzato dello spray urticante in classe. Continuiamo con il Veneto, la siccità, nuovo piano di sicurezza idrica, alleanza fra i 13 gestori veneti. Valutiamo i rischi su tutta la filiera, prevedendo interventi in caso di carenza d'acqua e per tenere elevata la qualità. Politica in Veneto, Fratelli d'Italia a mano armata, ora c'è anche Rauti, Gio Formaggio, non c'è niente di male. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia usa la foto della sottosegretaria alla difesa per scagionare la sua posizione. Vediamo in questo scatto appunto la sottosegretaria alla difesa di Fratelli d'Italia Isabella Rauti con il mitra e sotto Gio Formaggio con Luzzi.
Notizia veneta, ma che riguarda anche principalmente la provincia di Belluno. Essilux record 2,9 miliardi di utile netto, Del Vecchio sarebbe orgoglioso di noi. Sul tavolo i dossier per nuove acquisizioni, il dividendo cresce del 29%, l'inizio del nuovo anno è migliore delle attese. Rallentamento nel quarto trimestre e accoglienza fredda alla borsa italiana. Vediamo un primo piano di Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di Essilor Luxottica. Pagina 17, più risorse aiuti ai comuni uniti, il piano del Veneto per gli enti locali, il quorum per i referendum sulle fusioni scenderà al 30%, Venezia sostiene anche il ritorno alla elettività della provincia. E a proposito di sanità, l'incontro, i bellunesi chiedono alla regione più medici, incontro per la sanità bellunese ieri in regione, al tavolo con l'assessore Emanuela Lanzarini, il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin e il sindaco di Feltre Viviana Fusaro con i rispettivi assessori. Sul tavolo l'organizzazione sanitaria e i progetti della regione per potenziare le strutture, il problema della carenza di medici, di primari e sanitari, le possibili soluzioni per ottimizzare i servizi e migliorare la gestione. Lutto per quanto riguarda il mondo della scultura bellunese, addio allo scultore tramontin Lorenzetto, un grande talento. Il bellunese è scomparso a 54 anni dopo una lunga malattia. Domani i funerali a Cavarzano, più volte premiato all'ex tempore di San Martino. Capraro era un artista a 360 gradi. Solidarietà, il Circolo dei Pompieri regala 50 biciclette ai Bikers for Africa. E continuiamo con pagina 19, sindacati contro lo spezzatino della Safilo. Oggi l'assemblea nella fabbrica di Longarone sulle trattative con Telios, incombe la questione occupazionale. E a proposito di lavoro, il lavoro che c'è, in questo caso buone notizie arrivano dall'ex ACC che aumenta i turni, Clivet prenota il personale per il nuovo stabilimento. Finita la cassa integrazione, la Pandolfo adesso assume, alla Epta costano rientrati 170 dipendenti a termine lasciati a casa l'anno scorso. Siamo a pagina 20, deportato a Stalag dal 1943 al 1945, ora il figlio fa causa a MEF e Germania. La storia di Mario, soldato ventenne catturato dopo l'armistrizio, i legali Seppi e Miatto chiedono 190.000 euro e gli interessi di 80 anni. Continuiamo con pagina 21, alimentari e tanto artigianato, c'è il Festival delle Tradizioni, una ventina di stand con i prodotti tipici del bel paese, fino a domani in Piazza dei Martiri siamo nel capoluogo, Marta Bullo è l'organizzatrice, è il nostro 10° anno, torneremo un altro fine settimana. Monica di De Gustibus, le focacce genovesi piacciono tanto a voi bellunesi. Il caso, pagina 22, morì dopo lo schianto, il PM vuole il processo, Angelo De Pauli, deceduto al 5° giorno di ricovero, sotto accusa il ragazzo alla guida dell'altra auto. E continuiamo con pagina 23, Feltre, Cittadella, via i controlli serali nel centro storico, parcheggio selvaggio nel mirino dei vigili. Il comune risponde alle continue richieste dei residenti, trovate le risorse per pagare gli straordinari alla polizia municipale. Curto, in previsione anche i presidi durante gli eventi domenicali dell'estate. E sempre per quanto riguarda Feltre, polo bibliotecario, prossimi i lavori a Palazzo Borgasio, aggiudicato l'intervento da oltre 90.000 euro per la sostituzione dei pavimenti, ospiterà i libri dell'archivio e della sezione storica. Ancora da Feltre, buco milionario, risarcimento da 500.000 euro. Elargiva finanziamenti ai clienti fittizi, la Corte d'Appello di Venezia ha stangato l'ex capo area della Banca Bovio. Siamo appunto a Feltre. Lamon, pecora di Lamon, sarà necessario un pastore custode nei mesi estivi, questo per quanto riguarda il dibattito sulla presenza del lupo. Il carnivoro spaventa il presidente Pradel, gli hobbisti in grave difficoltà. Sanità feltrina, mancano gli specialisti delle cure palliative, l'USL assume medici affini. L'unica in organico è la dottoressa Federica Zanata, coadiuvata dai pensionati Fiorito e De Chirico, a disposizione una geriatra. Fatti di cronaca, biglietti e tanti regalini per riconquistare la vicina, lei lo porta in tribunale. I due vivono allo stesso piano di un condominio di Feltre e hanno una terrazza comune. Dopo la fine della relazione lui sarebbe diventato molesto. Altri fatti di cronaca giudiziaria, truffato al bancomat per la moto d'epoca, il processo. La sentenza, Nuoro assolta in aula, non picchiò la suocera. Valbelluna, con pagina 26, Sospirolo, il ponte per raggiungere Sedico entra nel piano delle opere pubbliche. Il sindaco De Bon, sempre più legati al comune vicino, lavori in vista al centro civico e al palazzo dei servizi.
Spostiamoci in Alpago con pagina 27, traffico più snello a Paludi, Veneto Strade farà la rotatoria. L'intervento è previsto all'incrocio tra Viale del Lavoro e Via dell'Industria. Soddisfatto il sindaco Peterle, più sicurezza con l'opera annunciata per l'estate. L'azienda realizzerà il ripristino completo della strada della Fail, chiusa per una frana. La giunta Cesari batte a Colle, abbiamo investito sull'NTI, l'amministrazione elenca gli interventi fatti nell'area in 4 anni, grazie alla fusione sono state affrontate criticità prima non risolte. La maggioranza indica i 2,5 milioni di lavori antisismici agli edifici scolastici. Erto e Casso, Acciottolato e Sentieri, 6 cantieri in vista nel corso di quest'anno, ospitale e contributi a sostegno di esercenti e artigiani. Siamo a Colle Santa Lucia con pagina 28, autovelox smentito dal giudice, il comune deve pagare le spese. Un automobilista ha impugnato la multa presa sul Passo Giao e l'ha avuta vinta. Il dispositivo che frutta al comune 500.000 euro all'anno non è omologato. A rischio i ricavi della comunale, lo shopping Lussottica preoccupa, acquisizione della farmacia Favretti, la minoranza di Agordo porta il caso in consiglio comunale. Paolo Selva Moretti, il calo delle entrate rischiano di provocare un aumento delle imposte. Notizie anche da Zoppè di Cadore, comunità mobilitata per creare una mostra dedicata ai gelatieri. Il Museo Etnografico di Zoppè ospiterà una mostra permanente dedicata al gelato e ai gelatieri. I vertici del museo, in collaborazione con enti e associazioni operanti sul territorio, hanno già avviato il reperimento dei primi documenti. Cortina, missione veterinaria tra le macerie in Turchia, da Cortina per soccorrere gli animali feriti. Il medico Fabrizio Frisone e 3 volontari di Animal Heroes dalla Sanvitese Esther Kef hanno operato nella regione di Hatay. E vediamo appunto alcuni scatti delle volontarie che appunto hanno assistito e curato tanti animali domestici che hanno avuto la peggio anche in questo caso nell'immane terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Mondo del volontariato quindi a supporto dell'umanità e anche del mondo degli animali. Lunedì la squadra stava curando un cane quando si è scatenato il nuovo terremoto. Cortinametraggio, Morante e Pannofino tra i giurati del festival, il disegno di legge turismo in alta quota e polemiche in regione. Contestato il rischio di maxi strutture, Canera e Corazzari, rispettivamente assessori del turismo e della cultura regionale, serve a regolare stanze panoramiche e case sugli alberi. Cortina, le mire del colosso Allianz sul futuro del rifugio Guarnier, la struttura al centro di un progetto che prevede l'acquisizione e rilancio. L'obiettivo è realizzare dei 6 suite e un ristorante da affidare a Superchef. Vico di Cadore, il comune più digitale grazie ai fondi del PNRR, Pieve di Cadore e contributi alle famiglie in difficoltà economica. Altre 2 notizie da Pieve, incontro all'ex Tiziano sulle malattie rare e ancora l'Unione Ladina celebra l'assemblea dei soci. Passiamo alla rubrica Cultura e Società. L'uomo vitruviano non può essere un puzzle, così l'Accademia vince la battaglia sui diritti. Se non accetterà di pagare le royalty sull'immagine la tedesca Ravensburger dovrà ritirare le scatole anche dall'online. Giorno e notte, Arlecchino muto per spavento rivive la commedia dell'arte, in occasione della 46esima stagione di Prosa. Domani alle 20:45 al Comunale lo spettacolo del Circolo Cultura e Stampa. Sul palco la compagnia Stivalaccio Teatro, 9 gli attori, Zoppelli il regista. Sport bellunese, hockey, penalità molto dubbia e rete in power play, il Cortina battuto in casa dai Cavaliers. Gara con poche emozioni all'Olimpico, decisa al quarto dalla fine, addio al primato del Master Round, secondo posto possibile. E sempre dall'hockey, Serie B, Alleghe è annata difficile, da TOS molti problemi, futuro da programmare. Sci nordico, lo sprint in Slovenia, Iris De Martin figurone ai mondiali, la Comegliana sfiora la semifinale. Pallavolo Serie C femminile, domani alla Luzzo, siamo a Feltre alle 20:30, riflettori sul derby di Feltre, Limana perde altre giocatrici. Sci alpino femminile, Pomaré 2 volte a segno nei giganti fissi in Austria, Dolmen in Coppa del Mondo. Calcio di promozione, al Pago, nuove voci su Lauria tra la prima squadra e il vivaio. L'ex Dolomiti Bellunesi è stato avvistato più volte sugli spalti gialloverdi, il DS De Bona nulla di concreto, manca ancora molto a fine stagione. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, moderata variabilità, grazie spazi di sereno più presenti dapprima sulle zone pianeggianti e poi in montagna, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità in pianure e nelle valli. Precipitazioni sulle Dolomiti, probabilità bassa in occasionali, lievi fenomeni, di sera in aumento fino a medio-alta, ad est e medio-bassa altrove per fenomeni da locali a sparsi, limite delle nevicate in abbassamento serale fino a circa 1100-1400 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana.
A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.